con Maria Antonella Ferraro, con Pina Catrini e l'ASL di Reggio Calabria, di Gallico, il polo sanitario territoriale di Gallico. Si è aggiunto al polo sanitario di Gallico la dietista operatore sanitaria Gabriella Violi. Bene, e adesso quelli sono i volontari. E adesso con queste meravigliose persone che fanno da corona a questo bellissimo teatro entriamo nel vivo dello spettacolo, che naturalmente abbiamo qui con noi una preziosa persona, una cantante, una donna stupenda che ha fatto parlare di sé non solo in Italia ma in tutto il mondo. Voi sapete già chi è, quindi la voce verde, questo soprano verdiano, soprannominata così per il calore e il colore della sua voce. Lei si è esibita nei migliori teatri del mondo e noi l'abbiamo qua con noi in questo teatro a omaggiarci della sua voce, della sua simpatia, ma soprattutto del suo interessamento anche a questa patologia che è il diabete. Quindi l'applauso non deve essere forte, ma ancora di più, perché lei ci darà modo di vivere questa grande emozione con la sua voce. E naturalmente il concerto insieme a lei è con il tenore Francesco Zincariello e il Quartet Project Ensemble. Signore e signori, noi vogliamo accoglierla con l'applauso, ma il più grande, quello che vi viene proprio da dentro, dal cuore. Ringraziamo anche queste meravigliose persone che sono state qua presenti a dimostrare qualcosa di importante che sicuramente quando tornerete a casa ci penserete. E pensate che il diabete non è una malattia, è una patologia che insieme dobbiamo vivere, uniti per la vita. Grazie, buon concerto e a prossimamente. Grazie.
Buonasera. Volevo io stessa presentare Francesco Zingariello, una voce veramente straordinaria, è stato uno dei primi della mia scuola, io sono molto orgogliosa perché ora sta facendo veramente una bellissima carriera. Tu stesso presenterai, per cortesia. Facciamo subito? Sì, facciamo subito. Il maestro Roberto Cogliano al pianoforte, il maestro Giovanni Rinaldi al contrabbasso, il maestro Davide Giove al flauto, il maestro Rocco De Bernardis al clarinetto, Katia Ricciarelli. Si lui convient de refuser, me nos prières, le parle bien triste, et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Je t'aime, si je te me prends